Intanto buonasera a tutti, sono un altro non laureato in psicologia, per cui ancora direttore generale. L'azienda Brevetti CEA è un'azienda dove costruiamo macchine di ispezione per il settore farmaceutico. Sono macchine, tutti i prodotti iniettabili devono essere ispezionati prima del confezionamento. Noi costruiamo le macchine per fare questo in maniera automatica. Solo due numeri, 30 milioni di euro di fatturato, 130 dipendenti. Come vedete poi la differenza tra il numero di impiegati tecnici, commerciali e amministrativi, siamo un'azienda sbilanciata verso i tecnici, per cui abbiamo veramente un alto numero di tecnici, abbiamo 5 progettazioni diverse, meccanica, elettronica, software, automazione e visione, per cui veramente molti background diversi, mansioni molto frazionate, ma rimangono sempre comunque dei tecnici, i nostri ingegneri o la nostra parte. Questo cosa comporta? Che qui da questo deriva una prima lacuna da parte anche della scuola o delle scuole tecniche. Nessuno arriva preparato nella gestione del personale. Prima o poi un tecnico arriva a dover gestire un altro collega, a dover gestire un progetto in collaborazione con qualcuno. Ci ritroviamo che imparano sul campo, sì, si possono fare dei corsi, si possono fare dei training. Spesso però sono poche ore e da un punto di vista di gestione bisogna provarli poi sul campo. Non c'è un'effettiva conoscenza, almeno nella maggior parte dei casi, delle loro effettive possibilità o capacità di affrontare un discorso di gestione di altro personale. Cosa succede? In pratica noi ci ritroviamo che la maggior parte dei tecnici pensa di gestire altro personale come gestiscono i pezzi. Li mettono assieme, li dimensionano, ci stanno bene e funziona. In realtà è un disegno fatto da qualcuno che era a casa in questi giorni, per cui ha il suo essere, però gli ingranaggi o l'interpretazione di persone come ingranaggi è un po' troppo elementare. Non funziona, ma non funziona spesso perché? E non fa raggiungere l'obiettivo perché in realtà un ingranaggio ogni tanto diventa un bastone. 1000 motivi. E mi ha detto che devo fare quella cosa, ma me l'ha detto con un tono che significa, insomma, se non si è abituati, se non c'è la propensione nella gestione o nel capire gli altri e fare il lavoro, non funziona. Per cui una prima cosa è che anche dal punto di vista scuola, università, visto che penso il 90%, l'80% dei tecnici arriva a gestire qualche personale, ci dovrebbe essere almeno delle basi. Poi sicuramente psicologi, incontri devono portare a ampliare, a creare metodi. Questo sarà compito dell'azienda, ma secondo me non deve essere lasciato completamente a carico dell'utente finale che di fatto impara sui propri sbagli o sui propri errori. Per cui le funzioni poi dove noi riteniamo con l'ufficio personale e dove cerchiamo di avere più sinergia è sicuramente nella ricerca di persone, cioè nella formazione sulla gestione del personale. È fondamentale anche conoscere le persone oltre alle loro capacità tecniche. Siamo tutte persone, non basta avere un bravo tecnico, ma ci deve essere un bravo tecnico che viva assieme al suo gruppo e che riesca a collaborare. Abbiamo visto prima esempi di cercare di creare un gruppo di lavoro proprio perché se uno è bravo produce per uno, se uno è bravissimo produce per due, ma non riuscirà mai a produrre come un gruppo. C'è poi l'altra parte che nel nostro ufficio personale porta e gestisce molto tempo, ma è quello di una particolare attenzione a tutti i problemi, ai problemi personali di tutti i dipendenti, però cercando di gestirli
non a discapito degli obiettivi aziendali. Quello che si diceva prima, non ci si può far carico di tutti i problemi delle persone, si può cercare di condividerli e nei limiti del possibile di migliorare le situazioni, ma non devono diventare un vincolo per le aziende, perché altrimenti per cercare di far stare tutti bene non si raggiungono più gli obiettivi. Se non si raggiungono più gli obiettivi, le conseguenze sono davanti a tutti. Poi, tanto per tagliare un po' l'aria, ma dei casi particolari che nella gestione del personale capitano e che una cosa che ci diciamo con la signora Fontana è sempre quello che non abbiamo mai imparato. Ogni giorno pensiamo di averle viste più o meno tutte, in realtà ce n'è sempre qualcuna di nuova. Nuovo assunto area commerciale. Qui deriva dal fatto che abbiamo fatto dei colloqui ad un'area manager, sulla carta rispondeva a tutti i requisiti, conosceva le lingue, conosceva i posti, aveva vissuto all'estero, non conosceva il prodotto, ma aveva un prodotto talmente particolare che difficilmente troviamo qualcuno che lo sa. Siamo partiti. In realtà 3 settimane dopo ci siamo ricreduti completamente perché è un maschilista sfegatato, inserito in un ambiente di assistenti prettamente femminile. Dopo 3 settimane c'era il caos totale per il suo atteggiamento. Cioè, l'averlo valutato solo da un punto di vista tecnico ci ha fatto perdere di visione un'altra parte, che è il suo atteggiamento verso gli altri, magari verso i clienti. La nostra clientela è prettamente maschile, o meglio, chi decide sono prettamente uomini, per cui anche da un punto di vista approccio col cliente si sarebbe stati nella direzione giusta. In pratica però la vita nell'ufficio, che è comunque una buona parte dell'esperienza lavorativa, non funzionava. L'altra è un ottimo progettista che è bravissimo a costruire, a progettare in tempi brevi, molto preciso, ma ci rendevamo conto che 1 o 2 volte all'anno c'erano dei disastri, dei totali disastri, e finalmente, conoscendolo sempre di più, siamo arrivati a capire che sì, quando avevo un'amorosa o cambiava l'amorosa, gli effetti erano tutti quanti sulla produzione, per cui anche questo, conoscendolo, prima di affidargli un progetto, esplicitamente gli si chiedeva ma andiamo o no, per cui riuscivamo almeno a limitare i danni nel caso, per un periodo di qualche settimana, se aveva l'amorosa nuova, faceva cose più leggere o verificabili. L'altra parte invece è sulla gestione del personale post vendita. Noi abbiamo tecnici che rimangono all'estero dai 150 ai 200 giorni ad installare e a portare avanti la qualifica, la validazione delle macchine. Sono in genere persone, quando iniziano, giovani, con la voglia di prendere e di avere uno stipendio magari mediamente più alto proprio perché gli viene chiesto un sacrificio, però per fortuna tutti noi hanno una vita che cambia, iniziano a volersi formare una famiglia, magari riescono a formarsi una famiglia, iniziano ad avere bambini piccoli, la moglie inizia a pretendere o a volere rapporti diversi, che rimanga a casa e così via. Uno dei compiti dell'ufficio personale è proprio questo, di seguire anche queste persone nell'iter evolutivo della loro vita privata o sociale, perché di fatto un tecnico dopo 3, 4, 5 anni è effettivamente lì dove per l'azienda potrebbe dare il massimo. È perfettamente formato su tutto, autonomo, conclude, ma non vuole più girare. E allora in questo modo cosa facciamo? Cerchiamo con l'ufficio personale effettivamente di trovare soluzioni, che non significa farlo rimanere a casa. Ritorniamo a prima, i problemi personali li gestiamo ma non a discapito dei risultati dell'azienda, però cerchiamo delle alternative, magari se è possibile farà per un periodo viaggi più corti, se c'è il problema contingente gli si sposta l'intervento, si cambia con qualcun altro, però c'è la continua attenzione e il continuo monitorare lo stato del tecnico o dei tecnici stessi, perché
di fatto sono tra le risorse più preziose nella nostra azienda. Ecco. Io ho finito. Grazie.